Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma oggi incominceremo dalle prime pagine dei quotidiani locali per fare un po' il punto dopo quello che è successo negli ultimi giorni, come sapete tutti, in Sicilia con il ciclone Henry che ha seminato devastazione. Andiamo subito sul nostro sito che è siciliaweb.it perché vi facciamo vedere l'apertura. Al momento si parla della zona ionica del Catanese, case sventrate, negozi distrutti, Riposto chiede aiuto a un paese sconvolto dal ciclone e il sindaco che dice viviamo di turismo, ci vogliono interventi rapidi. Sul nostro sito ovviamente trovate anche qui di spalla, lo vedete, tante notizie legate a tutto quello che è successo negli ultimi giorni nella costa ionica, soprattutto costa ionica devastata, a Catania niente lezioni per il quarto giorno, oggi i ragazzi non sono andati a scuola. Per un momento è sembrato che il mare fosse dentro casa, queste delle dichiarazioni di una signora appunto che abita sul litorale etneo, e poi le foto, le immagini di quel che resta del lungomare di Catania. Sono tutte immagini che ritroviamo ovviamente anche sui quotidiani cartacei, dove vi porto attraverso la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere quello che titola, perché il titolo principale è legato proprio a quello che è successo in Sicilia. Di solito il quotidiano etneo apre con una foto e con un titolo che sono praticamente paritetici. In questo caso troviamo l'isola a pezzi con l'allerta in Sicilia è finita, ma il primo bilancio è devastante, 500 miliardi di danni, oggi la giunta regionale straordinaria, il sopralluogo del ministro Musumeci nelle prime ore del pomeriggio nelle zone più colpite. L'altro titolo, ma ne parleremo ovviamente nella rassegna stampa nazionale e internazionale, è un accordo raggiunto sulla Groenlandia fra Stati Uniti e NATO. Andiamo sulle pagine interne per farvi vedere, intanto andiamo su una pagina interna dei quotidiani nazionali, perché questo è il Corriere della Sera, e come il ciclone Henry e tutto quello che è successo negli ultimi 2 giorni è stato raccontato dal quotidiano nazionale, che ha fatto anche un richiamo in prima di tutto quello che è successo. Il ciclone Henry devasta le coste, onde fino a 16 metri e miliardi di danni, come abbiamo sentito. Colpita la Sicilia ovviamente, ma anche Calabria e Sardegna, la solidarietà di Fiorello, una cosa mai vista, acqua e sabbia nelle case. C'è anche questa onda record che è stata segnalata da una boa che vedete appunto, vi posso anche ingrandire l'immagine per farvi vedere appunto della zona di cui stiamo parlando, è la zona immediatamente sotto la Sicilia, immediatamente sotto la provincia ragusana e dunque vicino Malta per intenderci, con questa boa che ha segnalato una onda di 16,66 metri, 16 metri e mezzo, tendenti ai 17 era il 20 gennaio alle 14:30. Nelle pagine interne, sempre del Corriere, troviamo anche altre notizie, soprattutto altri numeri, come i chilometri all'ora, li vediamo, dei venti, della velocità dei venti che si sono abbattuti sulle coste ioniche nei giorni scorsi. Il 9,71 è i metri dell'onda registrata alle 19 di martedì, invece a Catania, dalla rete onda metrica, per cui un'onda di 10 metri, e i 500 milioni di euro che vedrete ricorreranno su tutti i quotidiani è una prima stima dei danni provocati in Sicilia. Il presidente Schifani è pronto a dichiarare lo stato di crisi con tutte queste immagini che vediamo riportate. Ma torniamo sui quotidiani locali per farvi vedere ancora qualche prima pagina. Per esempio la Gazzetta del Sud riporta le immagini ancora del ciclone, ma soprattutto di ciò che è successo nella provincia di Messina. Con il ciclone Henry che distrugge la costa orientale e il mare, inghiotte strade, ferrovia e impianti. Da Messina a Siracusa devastati 100 km di litorale, danni già per 500 miliardi. Guardate queste foto, queste immagini. Qui stiamo parlando
di una casa appunto che si è staccata dall'altra parte dell'abitazione, oppure di questa ferrovia letteralmente o quasi sospesa nel vuoto, perché tutto ciò che c'era attorno è stato praticamente inghiottito dal mare. Questa è la situazione nella provincia di Messina. Ovviamente il ciclone e l'apertura anche degli altri quotidiani regionali, andremo fra poco sul giornale di Sicilia, il giornale palermitano. A Palermo ovviamente la situazione si è avvertita in modo minore rispetto alla zona orientale della Sicilia, ma chiaramente la conta dei danni riguarda tutta la regione. Ed ecco qui il titolo del giornale di Sicilia che dice: un ciclone da $500 miliardi, è la prima stima dei danni in Sicilia, con Meloni che assicura il sostegno, con Catania devastata e non solo, anche le zone come visto del Messinese e del Siracusano con litorali assolutamente distrutti. E questa è la foto che abbiamo visto su Gazzetta del Sud, ripresa da un'altra angolazione. Guardate proprio questa casa che si è lateralmente staccata dall'altra parte del caseggiato, andando a finire nel mare. Questo per dimostrare la forza delle onde e dei venti. Fra poco, e questa invece è la prima pagina della Repubblica Palermo, con Henry che fa scempio delle coste, danni per $500 miliardi, le voci degli sfollati e dei gestori dei lidi e dei pescatori. Abbiamo perso tutto. Cocina che parla di un disastro ma senza vittime, il sistema di allerta ha funzionato, queste sono le parole di Cocina. Le pagine interne ancora per raccontare anche attraverso le immagini quello che è successo, come facciamo noi attraverso le immagini in movimento, attraverso il video. I giornali lo fanno ovviamente attraverso le foto, e sulla prima di Catania del quotidiano La Sicilia troviamo questo titolo che in effetti si sposa bene con la foto poi scelta: la città bombardata dal mare, una città orgogliosamente di mare come è Catania, che ha avuto delle ferite che vedete chiare da queste immagini. Sembra una strada bombardata da qualcosa, invece è stato il mare a creare questi danni che sono enormi, chiaramente con quei massi che vedete. Danni per decine di milioni di euro, the day after, allagamenti e crolli, oggi controlli nelle scuole, da domani si spera appunto verso la normalità. Altre zone del catanese, Acireale e Catania, qui siamo su Gazzetta del Sud, case e lungomari inghiottiti. Ancora l'immagine di questa casa praticamente staccata in due. Il sindaco Barbagallo: l'allerta rossa e le misure restrittive adottate hanno salvato le persone. Trantino dice: da almeno 60 anni a memoria d'uomo non si era mai registrato un evento simile. Insomma, appunto, tutti coloro che hanno più di 60 anni ricordano qualcosa, appunto qualche mareggiata di quel periodo, ma chiaramente chi ne ha meno di 60 e meno di 50 ha visto per la prima volta gli effetti di una mareggiata e soprattutto di un ciclone di questa entità che magari eravamo abituati a vedere in altre zone del mondo. E questa è anche una idea che ci facciamo su come sta cambiando il meteo in tutto il mondo. È un dato che ormai conosciamo benissimo, ma con cui Catania si è scontrata e la Sicilia orientale si è scontrata in questi giorni. Andiamo sulla playa, alla playa anzi, ma una playa irriconoscibile, come vedete da queste foto. Villaggi, zona industriale, la lunga invasione del mare. I racconti parlano di una notte di terrore a Primosole Beach. Stavolta le aziende andavano chiuse, qualcuno dice, e poi ci sono anche le foto di alcuni natanti finiti praticamente sulla scogliera e totalmente o quasi distrutti. Ancora altre zone, in questo caso ancora del catanese, ma ci spostiamo dall'altra parte della riviera, Fondachello e Torre Archirafi, per cui stiamo andando nella fascia ionica nord di Catania.
il risveglio dopo la tempesta, cancellati lidi, case e attività, una mareggiata senza precedenti come non si vedeva appunto da 50 anni. La protezione civile al lavoro con mezzi pesanti, si contano i danni di una notte apocalittica che ha messo in ginocchio il turismo e l'economia. Cambiamo zona, cambiamo parte della regione, andiamo sul Messinese, in questo caso attraverso la Gazzetta del Sud, con le spiagge scomparse, le strade crollate e l'urlo d'aiuto dei sindaci della Ionica. Il ciclone nel Messinese ha colpito duramente la costa, lasciando uno scenario di distruzione. Anche qui ritorna la data mai visto negli ultimi 50 anni. Santa Teresa, Forcisicolo e Taormina tra le località più colpite. Anche in questo caso guardate gli scenari praticamente di distruzione, con il mare che arriva in pratica fino alla strada, inghiottendo totalmente tutto ciò che trovava, fino appunto ad arrivare quasi alle case, come dimostra quest'altra foto che vediamo sempre su Gazzetta del Sud, con la devastazione del litorale, e fondamentalmente un litorale che non esiste più, perché questa è l'altra immagine che troviamo, questo campo da calcio praticamente in cui stava quasi arrivando il mare. Questo su Gazzetta del Sud per quanto riguarda invece la situazione legata a tutto ciò di cui stiamo parlando. Andiamo invece sulla Sicilia, perché questa è invece la situazione di Siracusa. Anche di questo abbiamo parlato nei nostri TG. Il costone crollato di via Dionisio il Grande racconta la furia del ciclone Harry. Anche in questo caso sono le foto, ancor più delle parole, a dare la dimostrazione di tutto. Lidi spazzati via, famiglie al buio e persone evacuate nelle contrade in periferia. Adesso si fa la conta dei danni del maltempo. Guardate questo ingrottamento appunto sotto alle case, sotto c'è il mare praticamente in questa foto, queste case che sono quasi sospese nel vuoto. Insomma, un pesante bilancio che chiaramente verrà indagato adesso dalla politica. Abbiamo detto della visita di Musumeci oggi, della giunta straordinaria regionale che chiederà sicuramente lo stato di crisi, e anche dei danni che tutti i quotidiani fanno arrivare fino a circa mezzo miliardo, 500 milioni di euro per la Sicilia, colpita duramente, come abbiamo visto anche nel corso di questa rassegna stampa. Ci rivediamo fra poco con la rassegna stampa nazionale e internazionale, e poi parleremo alla fine anche di sport. A fra poco. Eccoci di nuovo per la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Questa volta, in questa circostanza, abbiamo deciso di aprire con i quotidiani regionali e anche con i nazionali, che riportavano le notizie di questo ciclone, di questo flagello che si è abbattuto sulla Sicilia, con i danni che abbiamo visto riportati anche nelle cronache ovviamente dei nostri telegiornali. Adesso ci spostiamo in un'altra zona del mondo completamente, in Groenlandia, la terra contesa in questo momento. Ieri sono arrivate le parole, guarda caso, sempre di Trump, che a Davos in Svizzera, dove c'era il World Economic Forum, ha detto delle cose importanti. Intanto ha sferzato l'Europa, perché ha detto chiaramente che l'Europa ha dei limiti e che lui non vuole attaccare con le armi, ma che in Venezuela è intervenuto con rapidità. Una sorta di piccola minaccia, a cui però ha fatto seguito l'incontro con Rutte, segretario generale della NATO, da cui è arrivata l'indicazione finale, cioè di una sorta di accordo ancora da ratificare fra le parti. Ecco come titola il Corriere della Sera, con la svolta di Trump dopo le minacce. Il leader degli Stati Uniti ha attaccato l'Europa: senza di noi, parlereste tutti tedesco. Bruxelles stoppa l'intesa con l'America sulle tariffe e Meloni parla di dialogo tra alleati. Sulla Groenlandia, dice Trump, niente uso della forza, poi incontra Rutte verso un accordo con la NATO. In sintesi, nel giro di 6-7 ore sono cambiate un po' le interpretazioni da parte di Trump, che ne fa anche una questione di difesa
lui dice, ricordiamoci che la Groenlandia è in quella zona del mondo a nord che divide il territorio fondamentalmente fra Occidente e Oriente, con gli Stati Uniti e la Russia che sono molto vicine in quella zona del mondo. Andiamo poi su Repubblica con la svolta di Trump, questo è il titolo. Il presidente degli Stati Uniti a Davos attacca l'Europa, è irriconoscibile. Poi l'annuncio a sorpresa dopo vertice con Rutte, definito con la NATO un accordo vantaggioso sulla regione artica, niente dazi da febbraio per i paesi della Unione Europea, e dunque appunto questa cosa che verrà evitata per quanto riguarda i paesi dell'Unione Europea, soprattutto i dazi si erano concentrati su quelle nazioni che avevano inviato anche un contingente in Groenlandia, ma sembra in questo caso che le trattative abbiano avuto la meglio, anche se andrà indagato poi qual è il valore di questa intesa, perché non sarebbe la prima volta che Trump un po' dà un valore ancora più ampio a quella che è l'intesa a parole, che poi però va chiaramente ratificata. Tanto è vero che la stampa titola in questo modo: giravolta Trump, è un po' il discorso che vi facevo all'inizio, no? Il Presidente degli Stati Uniti contro tutti al forum svizzero, gli insulti all'Europa irriconoscibile, comprensione per Cina e Russia, però poi dopo la minaccia l'annuncio, l'intesa con la NATO, non metto più nuovi dazi. Ecco, così si sono divisi anche i quotidiani nazionali, perché c'è chi si è concentrato soprattutto sulle notizie, sulle ultime notizie, quelle appunto positive, e che poi vedremo anche hanno fatto lievitare i titoli in borsa e chiudere alcune borse occidentali quasi in parità dopo l'inizio molto complicato, ma queste azioni chiaramente vengono divise anche sui quotidiani nazionali, perché qualcuno invece si concentra più sul primo messaggio di Trump. Non vorremmo attaccare, però se siamo costretti a farlo, se siamo costretti ad agire come fatto in Venezuela, magari agiamo. E allora guardate qui, ad esempio sul Libero il titolo è questo: tanta isteria per nulla, Groenlandia la farsa è finita, Trump a Davos ritira i dazi decisi dopo gli sbarchi dell'Unione Europea e annuncia un'intesa con i danesi. Meloni apre al piano di un consiglio per la pace con i russi, ma per la firma è presto. Qua stiamo trattando invece del Board of Peace per Gaza. Su questo l'Italia è guardinga, diciamo così. Sul Giornale, anche in questo caso, il tema resta quello dell'accordo, come abbiamo visto su altri quotidiani, per cui l'accordo con Trump, e c'è un monito per la sinistra. Avvisate la sinistra, Donald attacca l'Europa, poi a sorpresa annuncia pace artica, via i dazi, secondo il quotidiano vince la linea Meloni. Ma questa è la visione del Giornale, di Libero appunto, perché se andiamo invece a vedere altri quotidiani come ad esempio il Manifesto, ecco qui che si concentrano invece su quello che è stato detto all'inizio della giornata di ieri, o almeno a metà della giornata di ieri, da Trump. Il titolo è "A mondo mio", è un evidente gioco di parole, prenderemo la Groenlandia senza forza, se ci direte di sì, altrimenti ce ne ricorderemo. Queste sono le parole che ha detto Trump attorno all'ora di pranzo di ieri. Trump porta a Davos il suo attacco contro l'Europa perduta per colpa dei migranti e delle pale eoliche, dice Trump. Minaccia di fare il bis del Venezuela, poi però ecco qua l'altra parte che altri quotidiani, abbiamo visto, mettono come titolo di apertura. Qui è una parte sicuramente del titolo, ma il sommario, diciamo. Poi dice di avere una base di accordo con la NATO e frena sui dazi punitivi. Stesso discorso, guardate su Unità, il titolo, anche in questo caso si concentra su quello che Trump ha detto nella parte iniziale appunto del suo intervento a Davos, in cui si è rivolto soprattutto agli europei. Potrei fare della Groenlandia un bivacco per i miei manipoli, questo è il discorso conciliante, così lo interpreta l'Unità di Trump a Davos. Resta chiaramente l'interpretazione. Non sono interpretabili invece
i numeri dell'economia. E allora in questo caso andiamo su Milano Finanza, perché che cosa è successo ieri? Perché Trump, oltre a dire verifichiamo, capiamo che cosa succede, se sarà come il Venezuela magari interverremo, ma ha detto una parola chiave per quanto riguarda l'economia: non invadiamo, non entriamo nella Groenlandia. E allora Milano Finanza titola proprio con questo: Trump non invade l'Unione Europea, il tycoon ribadisce le pretese sull'isola artica, ma quantomeno limita le minacce. Questa è la visione di Milano Finanza, anche in virtù di quello che è stato detto dopo, cioè questo accordo con la NATO. E allora sollievo sulle borse europee che recuperano parte dei cali iniziali. Milano è chiude a meno 0,5%, un evidente picco per quanto riguarda le borse, proprio dopo le parole di Trump del primo pomeriggio. Andiamo sul Sole 24 Ore per restare ovviamente in tema economico. C'è il titolo, che è questo sotto la testata: sulla Groenlandia accordo con la NATO e niente nuovi dazi, ma Europa e Stati Uniti restano divisi. Questa è l'analisi. A proposito di Europa e zone dell'America, ecco il titolo del Sole 24 Ore: Mercosur, stop dall'Europarlamento, sì al rinvio all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il Blitz congela l'accordo appunto di libero mercato, lo ricordiamo, con alcune nazioni del sud dell'America. La Commissione è pronta al dialogo con deputati e governi per una soluzione. Vi faccio vedere invece adesso, per chiudere questa parte, alcuni giornali che invece non aprono con la questione Groenlandia. Sono pochi, abbiamo visto le interpretazioni diverse, ma ci sono alcuni quotidiani che decidono proprio di non aprire con questa notizia. Ad esempio il Messaggero, che comunque mette la Groenlandia in primo piano, apre con gli stadi in vista dell'Europeo del 2032, che sarà in Italia, decreto anche, oltre che in Turchia. Decreto ministeriale per i 10 impianti candidati a ospitare gli Europei 2032, riconoscimento facciale ai tornelli, control room per monitorare i tifosi, curve da massimo 10.000 posti. Questo il Messaggero. Mentre se andiamo sul Fatto Quotidiano, anche in questo caso c'è un richiamo ovviamente in prima, ma anche un titolo legato alla Groenlandia, ma il titolo principale è quello sulla divisione delle carriere, sulla riforma della giustizia, insomma chiamatela come più preferite, ma c'è questo titolo: Nordio denuncia l'ANM, Agcom per i manifesti del no che riportano ciò che ha detto lui. L'autogol, secondo il Fatto Quotidiano, annuncia col sì mai più ministri indagati, poi parla di bugie, tutto questo ovviamente in vista del referendum. Andiamo adesso a chiudere questa nostra rassegna stampa parlando invece dello sport, perché a livello nazionale chiaramente ieri ci sono state delle partite importanti, nazionale e internazionale, perché l'Atalanta ha perso in casa, stiamo parlando di Champions League, con l'Athletic Bilbao, mentre la Juventus ha vinto con il Benfica e dunque si è qualificata certamente per i playoff. C'è l'ultima giornata da giocare, con l'Atalanta che ha ancora qualche possibilità di entrare fra le prime 8, molto difficile per Juventus e Inter, mentre il Napoli deve garantirsi da campione d'Italia l'accesso addirittura ai playoff. L'ultima la gioca con il Chelsea. I titoli della Gazzetta dello Sport parlano di una signora, che è la Juventus ovviamente, che ha fatto certamente bene nella partita contro Mourinho, nemico storico dei bianconeri. La Juve in Guaiamu, adesso i playoff sono sicuri. Mourinho, che è allenatore del Benfica. Thuram e McKennie in gol, Benfica KO, gli ottavi più vicini, Spalletti show, schiaffi a Openda in panchina, e gli dice sveglia. Mentre per quanto riguarda lo scudetto della Champions, vi dicevo, c'è questo rilancio scudetto dell'Inter, che invece sta andando male in Champions, perché l'Inter ha perso 3 partite consecutive con squadre di alto livello, ma 3 partite consecutive ha perso tutto il vantaggio, finendo in zona playoff. Ma intanto però Chivu prepara la fuga, perché
venerdì c'è la partita con il Pisa, poi Cremonese e Sassuolo e l'Inter che prova a dare un distacco alle avversarie per la corsa in campionato. Vi porto invece adesso sulle pagine di Sicilia e Repubblica Palermo per quanto riguarda le vicende di Catania e Palermo. Dunque il calcio di casa nostra, andiamo sulla Sicilia con il centrocampo, è un contest secondo la Sicilia con Aua, Di Noia e Meazzi che sarebbero i candidati, forse più i secondi del primo, cioè Di Noia e Meazzi, aggiungiamo noi. Il mercato, ore decisive per completare un reparto che ha bisogno di forze fresche. Miceli e Ponsi ieri sono già allenati con i nuovi compagni, arriva anche Carnielutti, anche in questo caso per quanto riguarda il difensore sono in corso valutazioni. Andiamo poi su Repubblica Palermo per parlare appunto della squadra di Inzaghi, Palumbo che torna a Modena, questo è il titolo, tifosi pronti a dividersi fra fischi e applausi. Il centrocampista dei rosanero ha giocato 2 anni in Emilia, un addio ai canarini che a molti sostenitori non è andato giù e dunque di questo si occupa Repubblica Palermo. Con lo sport, come sempre, chiudiamo la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.